Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo delle situazioni ormai che sta vivendo la popolazione italiana, dei vari talk show che incominciano a abdicare o a nascondere o a dimenticarsi che per 2 anni ci hanno triturato i santissimi con questo Covid, con questo Green Pass, con questo obbligo se no non si riusciva a vivere più e poi è bastato che Putin e la Russia si muovesse, come aveva previsto il Marietto Veneziano, desse una spallatina all'Ucraina e subito tutti si sono dimenticati, hanno avuto un attimo di amnesia in Italia e si è cominciato a parlare di superlativi, per bloccare l'economia russa, mentre chiaramente tutti sanno che dipendiamo per il 40% dalle energie del gas russo. Quindi praticamente siamo fra Nicudine e martello. Biden ha già spiegato all'Europa che non vuole più che prendiamo il gas dai russi, ma chiaramente questa qui è un'utopia per il semplice fatto che ci costerebbe troppo prenderlo dagli Stati Uniti. Gli Stati Uniti ce lo vogliono vendere perché come minimo ce lo venderebbero al doppio. Quindi praticamente troviamo nei talk show o nei telegiornali di regime con i superlativi che chiuderemo lo SWIFT, chiuderemo di qua, chiuderemo di là. Ma alla fine voi se state guardando questo video state usando sicuramente del gas russo, indirettamente o direttamente, o perché vi state scaldando la casa o perché la vostra bolletta corrente è praticamente fatta partire con la trasformazione dal gas a energia elettrica. Quindi praticamente se dovessero veramente imporre alla Russia o all'Italia, cioè praticamente lo imporranno in Italia, di non prendere più gas dalla Russia, a noi ci verrebbe un freddo immenso il prossimo inverno. Il borsellino, già che l'elettricità all'Italia, e solo l'Italia, perché la Francia non ha avuto queste problematiche, neanche la Svizzera e tantomeno l'Inghilterra, praticamente ci troveremo con un'inflazione immensa, e ci troveremo ai piedi della scala. E in più sicuramente la guerra aumenterebbe perché creare questa situazione creerebbe o darebbe alla Russia la possibilità in un certo senso di espandersi verso l'Occidente e verso l'Europa. Quindi vediamo gli Stati Uniti che creano i problemi in casa degli altri e poi fanno quello che si viene tecnicamente chiamato le verginelle, dicono ah noi non sapevamo niente, di qua di là, vogliamo solo esportare democrazia. Ma nella realtà questa situazione torna utile solo agli Stati Uniti d'America che non vedeva di buon occhio il fatto che l'Europa diventasse sempre più e interagisse sempre di più con la Russia. L'Ucraina è stato praticamente l'agnello sacrificale che ha permesso di mettere un cuneo fra queste reti energetiche fra la Germania e l'Italia e la Russia. L'unico che ci guadagna in questo caso qua, in questo momento qua, sono gli Stati Uniti, che però purtroppo dal mio punto di vista potrebbero pentirsi perché la Cina potrebbe prendere lo spunto per attaccare Taiwan e in questo momento parecchi aviogetti cinesi stanno sorvolando il territorio taiwanese. Quindi ci troviamo fra l'incudine e il martello, stiamo passando il Rubicone con questo Green Pass che praticamente tutta l'Europa l'ha tolto e solamente l'Italia si ostina a tenerlo e che è una cosa veramente scandalosa, come dicono alcuni analisti o alcuni dottori, alcuni insomma, specialisti del settore che hanno competenze mediche chiaramente. Ci troviamo con un caro bolletta immenso, no? E quindi molte persone che fino all'altro giorno aspettavano gli extraterrestri o gli angeli colorati o la quinta dimensione o la parolina magica o i numeri Grabovoi, insomma, quelli che aspettavano il pranzo gratis, purtroppo si dovranno svegliare e incominceranno a capire che gli ucraini sono solamente il primo pezzo del domino e poi adagio adagio scenderemo tutti. Cosa fare in questi momenti? In questi momenti, per chi ha seguito il Marietto Veneziano, il The Guard, l'ideale è andare nel sito del capitano e scaricare tutti i circuiti e i quadranti radiostesici, ma soprattutto i circuiti
radionici per la difesa del sacro suolo italiano, che il Marietto, visto che lo diceva dal 2010, ha incominciato a proporre dal 2015 in modo gratuito. mm. Non ascoltare il vogliamoci tutti bene perché, come avete capito, nel vostro borsellino alla fine del mese nessuno vi viene ad aggiungere qualcosa gratis. Pasti gratis, cari miei, non mettetevi in mente che ce ne siano. La vita da mulino bianco sta per finire e anche noi cominceremo a capire che se vogliamo prendere bisogna dare qualcosa. In più, cosa vi consiglia Marietto? Marietto vi consiglia assolutamente di andare nel sito Capitano, andare nella sezione dei sigilli e se avete la possibilità economica di comprare il sesto sigillo di Mart, che è una protezione estremamente personale. Per quelli che si sono sierati c'è una parte che a livello karmico non avranno problemi e ci saranno invece altri che purtroppo entreranno in quella fascia di persone come sta già succedendo in Cile e per chi non ha informazioni basta che va su Google e cerca Cile e vedrà cosa sta succedendo là. Per quelli che si sono assierati, nei prossimi anni succederanno cose effettivamente che in questo momento non si riescono neanche a immaginare. Questo mi ha detto finito qui e vi ricordo, siamo nel periodo dei superlativi, ma attenzione che noi siamo sempre dipendenti del gas russo. Grazie cari amici e alla prossima, ciao.